Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Mentre il governo prepara il decreto d'emergenza per la sanità calabrese, la regione vara le contromosse, 2 gli appuntamenti chiave. Eseguiti nella notte all'Annunziata di Cosenza 2 trapianti di rene su 2 giovani cosentini in dialisi. Il prelievo è stato effettuato a Germaneto su un donatore deceduto per emorragia cerebrale. Il mass mediologo Klaus Davi lancia l'appello ai parlamentari calabresi: candidatevi a San Luca, il richiamo alla responsabilità istituzionale. Il Cosenza gioca un'ottima partita a Pescara, ma porta via soltanto un punto. Il Crotone ospiterà domani il Lecce. In Serie C spicca il derby tra Vivonese e Rende. Identità e tradizione dei piccoli borghi Arbrecht della Calabria nel film Arberia, che debutterà in Prima Nazionale a Rende. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque la sanità in primo piano, ampia pagina questa sera, torniamo a occuparci del comparto calabrese della sanità, i prossimi giorni saranno decisivi, sentiamo. L'argomento principe non può che essere la sanità, il problema dei problemi, su questo non ci sono dubbi. Le continue lamentele dei cittadini sono sotto gli occhi di tutti e adesso anche del governo, che prepara un decreto speciale, così come annunciato dal ministro Grillo. Ci sarà, l'iter sembra già a buon punto, dice il ministro, e nel frattempo la Calabria che fa? Respinge l'offensiva e prepara le contromosse. Quali? Presto detto. Il primo step andrà in scena mercoledì a Roma nella conferenza nazionale sui temi della salute, nel corso della quale il delegato Franco Pacenza informerà i colleghi delle altre regioni dell'anomalia di trattamento che la Calabria sta per subire da parte del governo, ma il passaggio forte della risposta che la regione metterà in campo avverrà giovedì prossimo nella conferenza dei presidenti delle regioni, in cui Oliverio presenterà un documento con il quale si stigmatizza il comportamento del ministro Grillo, chiedendo agli altri governatori di sottoscriverlo. Ma non finisce qui, perché il 17 aprile la Regione si rivolgerà alla Corte Costituzionale per impugnare l'istituto del commissariamento e, sempre in chiave di contrapposizione all'atteggiamento del governo giallo-verde, è già pronta la contestazione per la nomina del subcommissario Schell per incompatibilità. Adesso il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia è in Calabria per un tour nelle prefetture e ha parlato del commissariamento dell'ASP di Reggio Calabria, sciolta, lo ricordiamo, per infiltrazioni mafiose. Bisogna imparare dagli errori fatti nel passato, anche i commissariamenti fatti nel passato evidentemente oggi non hanno dato risultati giusti. Noi lì siamo al cospetto di assegnazione di servizi sempre alle stesse imprese con la scusa dell'emergenza, e questo in tutta Italia a livello di corruzione sanitaria stiamo parlando di 7 miliardi di euro, quindi una cifra astronomica. Bisogna intervenire dando dei poteri ai commissari, ma soprattutto dandogli le competenze tecniche. L'articolo 145 ci permette proprio di dare un plotone di tecnici specializzati in gestione manageriale aziendale di aziende sanitarie per risolvere le criticità, e da questo dobbiamo imparare e cerchiamo di dare tutti gli strumenti e supportare i commissari, perché devono fare un gran lavoro di bonifica. E adesso una pagina di buona sanità che viene dall'Annunziata di Cosenza, dove sono stati eseguiti 2 trapianti di rene, in un anno salgono a 6 gli interventi di trapianto. Doppio trapianto di rene la notte scorsa all'Annunziata di Cosenza per 2 giovani dializzati cosentini, la svolta di vita. Il prelievo degli organi è stato effettuato a Germaneto su un donatore, un 62enne deceduto per emorragia cerebrale. Come sempre in questi casi una corsa contro il tempo. Corsa contro il tempo perché abbiamo delle ore contate, perché l'organo non può aspettare prima di essere trapiantato un tempo infinito, ma si deve farlo tutto nell'arco delle 24 ore. 24 ore, considerando che i reni provenivano da Catanzaro, abbiamo dovuto aspettare delle biopsie di conferma, chiaramente è stata una corsa contro il tempo. Gli interventi sono durati poco più di 3 ore ciascuno, insieme alla collaborazione degli anestesisti e dei nefrologi abbiamo portato a termine questo ennesimo risultato di chirurgia complessa, che si aggiunge a tutta la chirurgia complessa che eseguiamo sul pancreas, sul fegato, sulle vie biliari. Abbiamo portato l'Annunziata ad un livello di ribalta nazionale che ci soddisfa. Un risultato conseguenza di un ingente sforzo organizzativo che ha visto coinvolti, oltre all'equipe di trapianti, gli anestesisti, gli strumentisti della sala operatoria del nuovo blocco Petrassi. È tutta una macchina organizzativa che deve agire con un perfetto sincronismo perché possa realizzarsi questo obiettivo.
Noi abbiamo dei tempi ristretti prima di poter, come dire, di poter effettuare con successo un trapianto, e sono delle regole fisse. Proprio per poter stare in questi termini così stringenti occorre questa organizzazione, e noi siamo riusciti a metterla in campo all'Annunziata. In un anno sono 6 i trapianti effettuati all'Annunziata. Un'altra vicenda, l'ASP di Cosenza ha rilevato l'inquinamento dell'acqua di alcune fontane pubbliche della città. Si è trattato di prelievi effettuati nel 2018 ma anche a inizio 2019 nei campioni, una presenza abnorme di batteri. Il Movimento 5 Stelle lamenta la scarsa informazione sull'argomento. Sentiamo. L'ASP cosentina ha rilevato più volte nel 2018 e anche quest'anno la presenza di batteri nell'acqua che sgorga da alcune fontane pubbliche. La denuncia è del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un esposto alla Procura e chiede spiegazioni al Comune. Abbiamo appurato attraverso un accesso civico che nella rete idrica di Cosenza, in particolar modo presso alcune fontanelle in cui sono stati effettuati dei prelievi dall'ASP, la presenza di colibatteri e di Escherichia coli era fuori norma. Poi valuterà chi di dovere se di poco, di tanto, ma certamente era fuori norma. Il Comune di Cosenza doveva avvisare la popolazione, dice il Movimento 5 Stelle. Abbiamo cercato sul sito, sull'albo pretorio del Comune, abbiamo cercato anche su giornali, eventualmente avessero impiegato i quotidiani. Non ci risulta sia stata prodotta alcuna ordinanza in tal senso, potrebbe pure essere stata emanata senza però essere stata divulgata, questo noi non lo sappiamo. Fatto sta che all'azienda sanitaria provinciale non è stata inviata copia di alcuna ordinanza. Sappiamo che anche verso la fine di gennaio si è ripetuta questa situazione, di gennaio del 2019, per cui colibatteri ed Escherichia coli risultano ampiamente fuori norma. E dopodiché adesso noi avviamo una raccolta firme affinché in qualche modo il Comune prenda coscienza del fatto che noi cittadini non possiamo essere trattati come degli ignoranti e degli inconsapevoli, e poi sarà la Procura della Repubblica a valutare se ci sia altro o meno. Il senatore Morra ha anche parlato di sanità, presto il decreto ad hoc per la Calabria. Proprio oggi mi sono sentito con il Ministro, ci si sta lavorando, ci sta lavorando anche il Presidente del Consiglio. Dobbiamo fare in modo che, per esempio, quello che è stato denunciato dalla Commissione d'accesso all'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria non si abbia più a ripetere, anche perché l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è stata sciolta per infiltrazione mafiosa per la seconda volta nell'arco di pochi anni. Su 5 aziende sanitarie sciolte, tutte e 5 sono calabresi. Non so se mi spiego. Il senatore Morra affronta anche l'argomento sanità e noi restiamo in tema, ci spostiamo a Vibo Valentia, parliamo della realizzazione del nuovo ospedale. Il prefetto ai nostri microfoni fa sapere che vigilerà sul cantiere affinché i lavori possano essere svolti nella massima legalità. Un blitz interforze nei giorni scorsi è stato attuato sul cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia, scattato su impulso del prefetto Giuseppe Gualtieri e ha visto impegnati carabinieri, poliziotti finanzieri e direzione investigativa antimafia di Catanzaro. I lavori erano stati consegnati alla Vibo Hospital Service SpA nel novembre scorso e in questa fase interessano in particolare opere complementari all'edificazione del nuovo nosocomio, ovvero interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Proprio al prefetto, che lo ha promosso, abbiamo chiesto il motivo ed il senso di questa iniziativa. Intanto noi dobbiamo sapere e capire che i controlli sono a vantaggio di chi fa impresa, un'impresa onesta, perché se le leve del malaffare sanno che il controllo è costante e continuo, loro stessi sono invogliati a dire no a chi si fa avanti, quindi continueranno questi controlli proprio perché vogliamo che questo appalto nato male venga concluso e finito con quelle che sono le regole dello Stato e delle persone per bene. Adesso parliamo di San Ferdinando. Dopo lo sgombero della Tendopoli arrivano dei finanziamenti per riqualificare l'area.
350.000 euro per il comune di San Ferdinando per la gestione della fase post sgombero. L'ha deciso il Viminale dopo l'operazione che ha smantellato la baraccopoli di immigrati che erano ammassati in condizioni di estremo degrado e illegalità. Il finanziamento servirà per ripristinare il decoro urbano e garantire idonee condizioni di vivibilità sul territorio. Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini è un altro segnale di attenzione concreta per la comunità di San Ferdinando. Lo sgombero era atteso da anni e ribadisco, dice Salvini, la soddisfazione per essere passati dalle parole ai fatti. Lo sgombero, portato a termine grazie all'impiego di 600 uomini di pubblica sicurezza, ha permesso il trasferimento di 207 migranti negli SPRAR e CAS della regione. Nelle nuove tende ne sono stati sistemati 150, mentre nella tendopoli già esistente i migranti sono saliti a 835. Il costo dell'operazione è stato stimato in 569.000 euro. Continuiamo il nostro viaggio nella politica con l'attesa per le amministrative, sempre a Corigliano Rossano. Oggi ascoltiamo Gino Promenzio, candidato a sindaco. Domenica scorsa il Movimento Civico e Popolare ha ufficializzato la candidatura di Gino Promenzio come candidato a sindaco della nascente cittadina ionica Corigliano Rossano. Cosa l'ha spinto a candidarsi, da chi sarà supportato e se il centro-sinistra è vivo in quest'area della Calabria. L'idea di poter rappresentare sulla base di quello che hanno chiesto i cittadini di fare, cioè costituire la terza città della Calabria, viene fuori anche dalla capacità che abbiamo avuto di dare in questi mesi una forma a un'idea concreta di gestione della prossima città. Il centrosinistra è vivo, insieme ha deciso nella sua quasi totalità insomma, di sostenere praticamente Civico e Popolare. 21 tra associazioni e movimenti, partiti politici che hanno, e li ringrazio, rinunciato ai loro simboli ufficiali per stare in un discorso trasversale, cittadini di sinistra, cittadini di moderati, di idee moderate, cittadini che praticano il cattolicesimo diffuso, militante, sociale in questa terra, gente che ha abiurato ogni forma di fascismo e quindi insomma di estremismo. Hanno deciso per la prima volta che bisogna unirsi, fare lo sforzo di trovare le motivazioni per lo stare insieme, non per dividersi. Quindi abbiamo pensato che il bene della città questa volta è supremo rispetto a storie magari divisive. A proposito delle elezioni, il mass mediologo Klaus Davi lancia l'appello ai parlamentari calabresi: candidatevi a San Luca, il richiamo alla responsabilità istituzionale. Si tornerà alle urne a San Luca, nel paese in cui il Consiglio Comunale è stato sciolto nel 2013 per condizionamenti della criminalità organizzata, a governare il commissario prefettizio. Sono trascorsi 6 anni, nessuno vuole candidarsi. L'ultimo appuntamento saltato con le urne risale al giugno del 2018 ed è stato il terzo anno consecutivo in cui non sono state presentate liste in municipio. Una situazione anomala che il mass mediologo Klaus Davi denuncia da tempo. Oggi il suo appello è ai parlamentari calabresi. Tutti gli eletti calabresi, che sono tanti, una trentina, forse anche di più, tra Senato e Camera, tutti quanti che diano un segnale al di là delle chiacchiere di senso civico. Cosa intendo? Che si candidino con me a San Luca, che diano un segnale di presenza sul territorio, perché trovo che sia una vergogna che l'assenza totale dei partiti da queste elezioni. Il mass mediologo richiama la responsabilità istituzionale. Posso capire l'omertà sociale, poi ci può stare, non la condivido, ho dato chiari segnali contro, però non voglio giudicare chi sceglie di avere paura o chi sceglie di non dire, di non fare, però l'omertà delle istituzioni no. L'omertà delle istituzioni no, basta. Diano un segnale di presenza al di là delle chiacchiere, che pure a volte possono essere utili. Adesso i nostri 120 secondi di cronaca. Dopo 10 giorni di agonia è morto all'ospedale Cannissaro di Catania il 55enne autore dell'incendio appiccato a Cotronè, località Trepidò, il 6 marzo scorso. L'uomo aveva provocato un incendio all'interno dei locali di alcune attività commerciali presso il villaggio Palumbo ed era rimasto travolto dalle fiamme.
Un incendio ha distrutto un chiosco sul lungomare di Gizzeria Lido che era adibito al locale bar, attualmente in attività solo nei fine settimana. All'interno del locale sono state rinvenute 2 bombole di GPL avvolte dalle fiamme. Le stesse sono state prontamente messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo, non si esclude l'ipotesi dolosa. Un 23enne originario di Reggio Calabria, residente in provincia di Modena, è stato trovato a terra in gravi condizioni e soccorso dai medici del 118. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata per un importante trauma cranico nell'ospedale di Reggio Emilia. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che non escludono che il giovane sia rimasto vittima di un'auto pirata. Brandendo un cacciavite ha tentato di impedire ai carabinieri di eseguire un controllo. È accaduto a Crotone, protagonista della vicenda un 39enne per il quale è scattato l'arresto per resistenza pubblica ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ruba a casa di un anziano e utilizzando l'identità della donna compra una stufa a pellet. Un uomo di 32 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Belvedere Spinello con l'accusa di furto in abitazione, ricettazione, truffa e sostituzione di persona. I militari lo hanno sorpreso mentre usciva dall'abitazione della vittima, un'anziana di 68 anni, con alcuni oggetti appena rubati. Intervento questa mattina dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro per l'incendio di un tetto in località Piano Pietra del comune di Chiaravalle. Le fiamme sarebbero partite dall'interno della canna fumaria di un termocamino per poi estendersi velocemente al tetto, una struttura in legno, lamellare e laterizi di uno stabile su 2 livelli. Adesso lo sport, il calcio, il Cosenza riparte da Pescara. Ieri l'anticipo della Serie B, 1-1 il risultato fra il Pescara e il Cosenza. Gara dinamica della gara e esito dell'incontro, pesa l'errore per l'arbitro che non ha concesso un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di Gravion. Cosenza che gioca bene, va in vantaggio con Tutino, poi si fa raggiungere, diventa una partita molto combattuta nel finale. Sentiamo. Il Cosenza fa la voce grossa a Pescara e dopo aver spinto sull'acceleratore per oltre un tempo va in gol con Tutino in apertura di ripresa, una gioia effimera che dura pochi minuti fino a quando l'ex di turno Scognamiglio ristabilisce la parità con il colpo di testa che spiazza Perini. Non ce la fanno i lupi a ripetere l'impresa di 8 mesi addietro all'Adriatico, quando vinsero la finale che portò la squadra di Braglia dritta dritta in cadetteria dopo 15 anni di assenza. Ma il punticino conquistato fa comunque morale e classifica dopo 2 stop consecutivi con Foggia prima e Brescia poi. Eppure, come nelle ultime sfide, i calabresi giocano una gara corta e propositiva, meritando magari qualcosina in più rispetto agli avversari che, nonostante l'ottima posizione di classifica, soffrono al cospetto dell'11 di Braglia. Nell'anticipo della 29esima giornata i rossoblù cambiano qualcosina, ma offrono una prova positiva, soprattutto nei primi minuti di gioco. Dopo la rasoiata di Antonucci che non inquadra lo specchio della porta, un episodio dubbio che fa infuriare i silani. Al 21esimo il fallo di Maninetto di Gravilloni in area di rigore che né arbitro né assistente rilevano. Poi, prima del riposo, l'occasione ghiotta sui piedi di Sciaudone, che spara alle stelle da ottima posizione. Nella ripresa la musica non cambia e al 9° minuto Tutino sorprende la difesa abruzzese con un guizzo sotto porta che porta in vantaggio il Cosenza. Il botto e risposta dei padroni di casa non si fa attendere, al 13esimo Scognamiglio scavalca Perina di testa. Il Pescara prende coraggio e prova a mettere paura al Cosenza, senza però sortire gli effetti sperati. Poi la girandola di cambi con Perina costretto a lasciare il posto a Saracco per un infortunio e Maniero chiamato a sostituire Litteri, così come poco dopo Izco entra in campo per Bittante. Ma la gara scivola via senza troppi sussulti fino al fischio finale. Un punto ciascuno ed ora arriva la sosta, poi alla ripresa del campionato il Cosenza ospiterà il Marulla e il Palermo. Scognamiglio ce l'ha di questi numeri, lo conosco anche troppo bene. È stato un gol, onestamente ha fatto anche un bel gol perché su una punizione laterale così e riuscire a mettere la palla là ha fatto veramente un bel gol, però la partita non abbiamo mai corso rischi, abbiamo sempre cercato di gestirla noi con le nostre possibilità, ci mancavano tanti giocatori, questo è un punto per noi importante dopo 2 sconfitte che ci permette prima di tutto di respirare, di recuperare giocatori durante la sosta e poi cercare di salvarsi il prima possibile. Noi non abbiamo giocato bene, forse siamo un po' stanchi sia fisicamente che mentalmente.
un po' di stanchezza c'è, ma è fisiologico, anche perché abbiamo giocato una serie di partite lunedì, sabato, martedì, sabato, cioè abbiamo giocato costantemente sempre, è normale che un po' di stanchezza mentale e fisica ci sia. La sosta adesso arriva proprio a pennello per recuperare le energie fisiche, mettersi a posto sia mentalmente che fisicamente e soprattutto anche tatticamente. Oggi altri risultati importanti per la classifica e per la zona calda, con il Foggia che non ha vinto, non è riuscito a vincere contro Cittadella 1-1, il Livorno che fa un balzo in avanti battendo la Salernitana 1-0, il Padova che cede in casa al Perugia per 1-0 e poi Verona e Ascoli. L'Ascoli è ancora nelle zone calde della classifica nonostante abbia 2 partite da recuperare, 1-1 al Bentegodi, l'ultima gara del sabato. Domani scenderà in campo il Crotone alle 21 contro il Lecce, grande attesa per questa sfida importantissima sia per i vertici della classifica, con il Lecce che proverà a avvicinare le primissime posizioni e il Crotone che dovrà difendersi e continuare sulla strada inaugurata qualche settimana fa e poi proseguita con la bella vittoria di Salerno. In Serie C invece riflettori puntati sull'ennesimo derby calabrese. Che il Crotone abbia ripreso a macinare i punti e i risultati è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime 3 sfide la squadra di Stroppa ha raccolto 7 punti pesanti che le hanno permesso di risalire la classifica e hanno ridato morale ad un gruppo in crisi di identità. La vittoria casalinga con il Palermo, poi le 2 trasferte consecutive, prima a Padova e poi a Salerno, dalle quali i pitagorici hanno portato via 4 dei 6 punti in palio, un buon momento che sperano di proseguire magari conquistando un ottimo risultato prima della sosta, quando domani sera alle 21 arriverà il Lecce a Lezio Scida. Tante le defezioni, ma il mister ha studiato le opzioni per schierare comunque un 11 competitivo che dia garanzie e possa ripetere la bella prestazione fornita con il Palermo. Si può sempre migliorare, si deve sempre ricercare di migliorare, di sicuro sono prestazioni importanti, di sicuro sono risultati importanti, che è quello che poi in fin dei conti conta. Però se vado ad analizzare partita per partita o episodio per episodio, sicuramente lascia sempre l'amaro un po' in bocca, no? E quindi cerchi sempre di migliorare, cerchi sempre di cercare di lavorare in una certa maniera per poter perfezionare quelli che sono i meccanismi, perfezionare quelli che sono anche le individualità dei ragazzi, no? Per farli esprimere al meglio. Dall'altra parte il Lecce spera di invertire la rotta e magari portare a casa punti importanti dopo le 2 sconfitte esterne consecutive. In Serie C Regina è costretta alla sosta forzata, mentre il Catanzaro dopo 2 sconfitte consecutive cerca a Rieti il pronto riscatto. Noi dobbiamo aggredire, essere compatti, evitare certamente gli errori, perché loro avranno un atteggiamento tipo il Catania, evitare gli errori che abbiamo commesso, dove in superiorità numerica 3 contro 2 abbiamo fatto sfilare alcuni palloni scioccamente per un posizionamento tardivo o errato, e perché lo dobbiamo evitare. È qui la partita, poi avere pazienza. È chiaro che giochiamo per i 3 punti, è chiaro che veniamo da 2 sconfitte, non possiamo permetterci il lusso di perdere terreno, e comunque ci sono i margini, perché noi dobbiamo fare 9 partite, fra cui una fantasma, ma ci toccherà anche a noi farne una fantasma, bellissimo. Guardavo la domenica di Bisceglie, guardavo la classifica, la domenica mattina, io non la guardo mai la classifica, quella domenica mattina ho guardato la classifica, ho detto ma il Trapani c'ha 7 punti di vantaggio su di noi. Poi mi sono reso conto che prima ancora di giocare gli avevano assegnato i 3 punti, ho detto ma che bello così, è questa. Torna a razza il Rende, ma questa volta per affrontare in trasferta la squadra di casa, la Vibonese, un derby infuocato perché entrambe puntano a fare bene. I padroni di casa per sfatare il tabù casalingo, l'ultimo successo è datato 30 dicembre. Alla squadra di Modesto invece serve una vittoria, l'unica del girone di ritorno. I biancorossi l'hanno conquistata con il Francavilla, un risultato apertissimo, vedremo cosa accadrà. Identità e tradizione dei piccoli borghi Arbres della Calabria nel film Arberia, che debutterà in prima nazionale a Rende. Il mio
mie origini sono Arbrescia, la mia famiglia è originaria di Santa Caterina Albanese, un paese sul Pollino, al confine tra la Basilicata e la Calabria. L'idea è nata proprio da un interesse rispetto a questa lingua antica che soprattutto le donne di queste comunità sono riuscite a tramandare e a mantenere in vita solamente attraverso l'espressione orale, quindi la forza di questa lingua mi ha spinto a interessarmi alla storia di questo popolo e alla storia di questa diaspora. Mi sono ispirata a diverse vicende di alcune donne della mia famiglia, quindi a una storia parzialmente autobiografica, e quindi naturalmente il personaggio, la protagonista è una donna, proprio per le ragioni di questa forza di queste donne che hanno continuato a rendere viva la lingua e i costumi e le tradizioni. È rimasta, diciamo, sempre quasi nascosta in alcuni paesi, anche per una, diciamo, condizione geografica, comunque di paesi che sono collocati sulle montagne, quindi in zone anche difficili da raggiungere. La protagonista è Caterina Misasi, di origine calabrese, cosentina. I coprotagonisti sono Brigilda Scalzi, che è un'attrice albanese, Carmelo Giordano e Anna Stratigò. Il 26 marzo al Cinema Garden di Rende alle 20:30. Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. L'alta pressione è tornata a governare sul nostro paese garantendo bel tempo e temperature in aumento. Domani sereno ovunque salvo innocui addensamenti nuvolosi sull'Alto Tirreno, temperature stazionarie. Domani mosso il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio, con venti deboli generalmente dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.